Siamo alle notizie di economia e dalla borsa. Una serie di tagli del rating sovrano dell'Italia tali da portarla ad un livello speculativo da parte di tutte le principali agenzie avrebbero la conseguenza di mettere le banche italiane al di fuori dei meccanismi ordinari di approvvigionamenti di liquidità tramite la BCE. La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il tasso principale resta fermo così allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi si attesta al meno 0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato per quanto riguarda lo spread. BTP Bond chiude in netto calo. Seduta positiva per Piazza Affari, lo spread chiude in deciso rialzo a 309 punti base dai 321 della giornata di ieri. Il tasso sul decennale del Tesoro invece scende al 3,48%. La borsa di Milano si attesta in rialzo all'1,78% e la quota è di 18.815. Queste sono le ultime notizie di economia da Piazza Affari Milano. La linea che può tornare alla regia.